La storia, si sa, la scrivono i vincitori, ma lo tempo è galantomo e qualche volta, dopo decine e decine d'anni, certe volte dopo secoli, la verità te viene fuori. E credo che succedeva in questi ultimi anni con la storia della così chiamato Risorgimento e di tutto il periodo che portò all'unità d'Italia. Grazie a studiosi che si documentarono a cercare licce, scritti e documenti originali, noi conosciamo la verità storica di questo periodo. Una verità che risulta essere assai diversa di chi da che ne avevano contato ufficialmente in tale scuole. Ma per capire meglio la storia di Sicilia, prima di parlare di questo periodo storico, avevamo a parlare di quando e perché nasce la cosiddetta questione siciliana. La questione siciliana. La questione siciliana nasce 200 anni fa, quasi esattamente 200 anni fa, subito dopo le guerre napoleoniche. Prima, sebbene le radici si può dire sotto molti aspetti che siano più lontani, prima non si può parlare di una questione siciliana. La Sicilia nel 1816, a seguito del congresso di Vienna, siede nel congresso di Vienna come paese vincitore, è tra i paesi vincitori che ha sconfitto Napoleone e si ritrova con uno Stato, il Regno di Sicilia, che era nato nel 1130, ma addirittura era la trasformazione del vecchio Emirato di Sicilia, quindi nasceva nella notte dei tempi, era stato riformato dopo la rivoluzione del Vespro e nonostante avesse avuto da alcuni secoli re stranieri era uno Stato sovrano, in più uno Stato vincitore. Per premio della vittoria contro Napoleone le tolgono Malta, che diventa possedimento britannico, e le tolgono anche l'indipendenza, viene assoggettata al Regno di Napoli nella nuova formazione che è il Regno delle Due Sicilie. Da quel momento in poi la Sicilia non ha più pace politicamente. Tutto il Risorgimento, dal 1815 al 1860, mentre gli italiani lottavano, le élite italiane naturalmente, per l'indipendenza e per l'unità, l'indipendenza dall'Austria e l'unità dai tanti piccoli stati, tutta la storia siciliana del 1800 è una continua lotta per l'indipendenza da Napoli, con moltissime rivoluzioni indipendentiste che vengono tutte alla fine sedate nel sangue, nonostante alcune vittorie temporanee come quella del 1848. Poi, dopo l'unità d'Italia, le élite siciliane cambiano bandiera, da indipendentiste diventano unitarie. Però questo non tranquillizza la Sicilia, perché il moto all'indipendenza o all'autonomia, che tutto sommato nasconde un desiderio di indipendenza, si spinge anche dopo l'unità d'Italia con una serie di moti, di ribellioni, di sofferenze che porta alla conquista dell'autonomia siciliana, ma anche oltre, porta a forme di ribellismo endemico e di sofferenza politica della Sicilia che non sono terminate ancora oggi. L'aspetto politico della perdita dell'autogoverno con l'assoggettamento a Napoli è solo una parte della questione siciliana. L'altra, che di la prima deriva, si riferisce all'aspetto economico. Un aspetto per certi versi magari più importante, perché provoca cambiamenti grandi nella vita pratica degli siciliani. La questione economica è quella di un paese che non ha uno sviluppo industriale normale e uno sviluppo economico normale come quello di tutti gli altri paesi europei, per una grande assenza che ha la Sicilia e che altri paesi, anche lo stesso Sud Italia, non hanno, l'assenza dello Stato. Che se ne dica, tutti i processi di sviluppo dell'economia contemporanea hanno visto persino nell'Inghilterra, nella patria del liberismo, un ruolo importante dello Stato. La Sicilia negli ultimi 200 anni invece non ha avuto uno Stato, nel senso che ha fatto parte di uno Stato, prima il Regno delle Due Sicilie fino al 1860 e poi l'Italia dal 1860 ad oggi, che ha avuto interessi economici in contrapposizione con quelli di un sano sviluppo locale. Per questa ragione si è venuta a creare un'alleanza insana tra
alcune elite locali più o meno parassitarie e un governo lontano che ha bloccato qualunque processo di sviluppo normale. Se ci pensate, la Sicilia ha conosciuto solo 2 abbozzi di rivoluzione industriale, uno intorno agli anni 90 del 1800 e uno intorno agli anni 50 e 60 del 1900. In entrambi i casi con la singolare assenza del ruolo dello Stato. Nel primo caso è uno sviluppo indotto da investimenti stranieri, in particolare da investimenti britannici, che troverà il suo termine nei primi anni del Novecento e soprattutto durante il fascismo, perché questa industria siciliana nascente è in concorrenza con l'industria del triangolo industriale e quindi va fatta chiudere. E la seconda fase è quella dell'industria assistita degli anni 50 e 60, creata per iniziativa non dello Stato ma della regione siciliana. Un'industria che nasce in gran parte malata, talvolta anche privata ma assistita dalla regione, ma che ancora una volta nel suo processo di sviluppo si scontra contro la grande industria nazionale che alla fine, come nella vicenda dei Cavalieri di Catania, costringe a chiudere l'imprenditoria siciliana. Quindi un primo grande capitolo della questione siciliana è la questione economica, che è caratterizzata da condizioni di reale colonialismo. Una Sicilia colonia sfruttata e spugliata delle suoi ricchezze. È la situazione che conosciamo pure noi. Ma quando è che comincia questo processo? Il segno più tangibile di questo colonialismo italiano lo troviamo nel punto di svolta del 1860, perché nei 50 anni precedenti la Sicilia è una Sicilia che soffre, non molto aiutata dal governo napoletano, ma che cresce continuamente, nonostante sia economicamente in sofferenza e in ritardo. Dopo il 1860 accade una sorta di catastrofe. Per la prima volta nella sua lunghissima storia la popolazione siciliana comincia a emigrare, con un esodo che porta via dalla Sicilia una popolazione superiore a quella che rimane, milioni e milioni di siciliani. Si dimezza la popolazione universitaria, mentre altrove magari i processi di modernizzazione fanno andare avanti l'istruzione. Diminuisce la moneta in circolazione. Abbiamo statistiche della Banca d'Italia, quindi di fonte non sospetta, che testimoniano come la moneta in circolazione nel Mezzogiorno e in Sicilia fosse superiore a quella del centro-nord. Dopo pochi anni la Sicilia è in una sorta di deflazione, perché tutta la moneta pregiata è tutta assorbita dalla Banca Nazionale a discapito dei banchi di emissione meridionali. E potremmo continuare. Una catastrofe che si segna anche, nelle produzioni letterarie, in tutto. La Sicilia si comincia a risollevare lentamente da questa catastrofe proprio alla fine del 1800, primi del 1900, ma in realtà il gap accumulato con il resto d'Italia non solo non si colma più, ma tende sempre ad aumentare, con la significativa eccezione degli anni 50 e 60 del 1900, quando quasi quasi l'autonomia stava diventando una cosa seria. Per tutto il resto la nostra storia è la storia di una progressiva divaricazione economica e sociale tra Sicilia da un lato e Italia dall'altro.